Rubavano auto e andavano a scassinare slot machine nei bar. All'alba di questa mattina i carabinieri hanno sgominato una banda di 7 giostrai tra i 19 e i 33 anni. Il più giovane è Alan Cassol, figlio di Albano, il nomade di 41 anni ucciso a inizio febbraio durante un tentativo di rapina a Nanto dal benzinaio Graziano Stacchio. Aver perso il padre meno di 2 mesi fa in quelle circostanze non lo ha scoraggiato, anzi. L'attività di questo gruppo non ha avuto rallentamenti, non ha avuto flessioni, anche dopo l'evento delittuoso che ha colpito la famiglia, segnatamente il padre. Anzi, forse un incremento. E probabilmente sì, per certi versi forse ha dovuto aumentare la propria attività. I colpi, tutti nel Trevigiano, uno anche a Castelfranco. All'alba le perquisizioni dei militari e gli arresti nei campi nomadi della provincia, come a Loria, dove è finito in manette Nicolas Floriani, di 20 anni. La procura è riuscita a contestare ai 7 l'associazione per delinquere ai fini del furto. Ma quanto accaduto oggi è inevitabile, sta sollevando una marea di polemiche. Se perfino il figlio della persona uccisa da Stacchio continua a esercitare la stessa professione del padre, vuol dire che in questo paese il carcere non fa più paura a nessuno, che tutti si sentono liberi di delinquere, perché poi alla fine vediamo che la giustizia non funziona, la magistratura non interviene e a rimettercene sono sempre ovviamente i cittadini. Una cosa vergognosa che accade solamente da noi per colpa di un governo che tutela i delinquenti a scapito ovviamente dei cittadini per bene.